manca a San Donà? La voglia di pensare in grande. Manca una cittadella studi, manca anche una biblioteca che possa accogliere solo gli studenti degli istituti. Manca la capacità di comunicarsi a tutta la città nella sua interezza e in questo modo si viene a creare una frattura o comunque una distanza tra quanti sono già inseriti all'interno di una rete sociale e chi invece ne è escluso, e questo è un problema soprattutto per i giovani. Secondo me a San Donà manca l'essere all'avanguardia, i servizi sono erogati in una maniera arcaica e gli sportelli pubblici non riescono a gestire la mole di lavoro sempre più ingente, data una città che sta crescendo mano a mano in maniera esponenziale. Una sede per il liceo Montale. Ma credo manchi una mentalità, un atteggiamento che non sia più quello di un paesotto grande, ma che inizia ad essere quello di una cittadina, di una piccola città. Una città va costruita per un fine e con un programma. È un'identità collettiva in grado di valorizzare il protagonismo sociale e anche dei processi di democrazia partecipativa più aperti. Sappia valorizzare sostanzialmente il territorio. Penso che manchi ai cittadini la voglia di uscire di casa e di vivere gli spazi di San Donà, quali sono ad esempio gli spazi verdi. Più esco e meno persone trovo. E poi penso che manchi lo sport di medio-alto livello. Credo che a San Donà manchi forse la continuità di determinate iniziative e la continuità di esperienze forti, di persone che si uniscono per fare cose assieme. Da parte di giovani, amministrazione, adulti, la volontà di approfondire dei temi culturalmente interessanti, soprattutto per noi giovani, perché iniziative che un tempo sono state proposte, adesso non ci sono più, e sento proprio che a noi giovani manca un qualcosa per esprimersi. Cosa proporresti? Portare la gente in centro San Donà, perché con il terrorismo mediatico sulla sicurezza la gente si è rinchiusa in casa e non esce più, e invece bisogna riconsegnare San Donà ai sandonatesi, ai giovani, e quindi bisogna puntare proprio su questo. Proporrei, penso, un centro polivalente, vuoi di musica, teatro, vuoi che sia anche un cinema, che possa essere un volano per quell'identità collettiva che manca. Ma ad esempio una mobilità che non sia così dipendente dall'auto, un'integrazione vera, seria con le nuove comunità di sandonatesi che vengono dall'estero, un polo fieristico che possa funzionare per tutto l'anno e non sia più o meno solo folklore, e un po' di buon gusto nell'arredo urbano. Iniziative per i giovani, e non solo per gli anziani, non solo abbellire San Donà esteriormente, ma proporre qualcosa di vivo. Tutto migliorare la viabilità per le biciclette e poi uno spazio per un circolo culturale, letterario serio. Io proporrei di rendere i servizi dal cittadino più al passo con i tempi, in modo da rendere gran parte dei servizi pubblici fruibili online da ogni cittadino da casa propria. Io proporrei di tornare a puntare sulle persone, soprattutto sui giovani, cioè dando loro non solo spazi fisici ma anche la possibilità di una maggior presenza, maggior partecipazione. Vorrei che finalmente tutti gli istituti, almeno quelli superiori, fossero riuniti in una vera e propria cittadina dello studente, dove ci fosse anche un luogo adibito non solo allo studio ma anche al confronto tra i vari alunni, e soprattutto che si possano abolire queste stupide rivalità che intercorrono a volte tra gli istituti, e specialmente per il classico, per il Montale. Vedrei finalmente una sede unica senza il bisogno che i professori e gli alunni si rincorrano tra tre istituti diversi. Secondo me San Donà inizia a essere abbastanza grande e sarebbe utile una rete di trasporti pubblici efficiente che colleghi tutte le zone con il centro ogni 10 minuti almeno. Faccio fatica a pensare a una proposta che mi soddisfi, perché credo che a San Donà non manchi tanto la proposta di iniziative quanto la partecipazione e l'impegno attivo, soprattutto dei giovani che spesso hanno voglia di cercare stimoli magari in città più grandi. Allora io penso che ci siano già dei giovani che si stanno impegnando, che stanno cercando di fare delle belle iniziative. Quello che
credo manchi è che la città deve essere lasciata di più in mano ai giovani e che l'amministrazione aiuti i giovani a preparare e a costruire le nuove iniziative invece che cercare di ostacolare. Come vedi San Donà fra 10 anni? La mia paura più grande è che fra 10 anni il nostro territorio possa perdere quello che è la sua caratteristica più peculiare, che è la sua naturalità. Ancora adesso, se ci muoviamo nel nostro territorio tra una città all'altra, riusciamo a vedere campi, boschetti, fossi, cosa che invece se ci spostiamo verso Treviso o Padova diventa una discesa di capannoni. Ecco, la mia paura è che fra 10 anni San Donà, il nostro territorio, cada sotto la cementificazione. Non la vedo molto cambiata rispetto ad ora. Il problema sarà ricostruire poi quella che è la cultura del cittadino e non solo la bellezza o l'estetica della città. Un paese di vecchi. Un paese di vecchi con tanti fiori non solo al cimitero ma anche in centro. Più multietnica di quello che possa essere ora, ancora di più, e però sempre con i vecchietti seduti fuori dal bar borsa. Molto dipenderà, credo, per l'appunto dalle persone che la abitano e da chi la amministrerà, da che voglia c'è di dare una spinta a questo territorio che è troppo fermo su se stesso da molti anni. Personalmente San Donà tra 10 anni non la vedo molto cambiata. Penso che ci sarà solo uno sviluppo dal punto di vista demografico come sta succedendo in questi ultimi anni. La gente continuerà a trovarsi in centro come adesso, ma uno scambio tra cittadini più costruttivo onestamente non lo vedo possibile. Io penso che San Donà abbia le potenzialità per essere un luogo nel quale sia piacere di rimanere, solamente che ora come ora a me sembra più un luogo nel quale può rimanere chi si accontenta. Temo di vederla un po' più povera, un po' più abbandonata a se stessa. San Donà fra 10 anni io la vedo come una realtà molto in espansione, comunque credo che diventerà una città molto più grande di quello che è e spero comunque che riesca ad essere gestita bene e comunque a mantenere il clima tranquillo che c'è in questi ultimi anni. Molto arida, penso che gran parte delle persone che potranno, soprattutto i giovani e chi ne ha la possibilità, se ne andrà via a cercare una realtà più sincera, una realtà più aperta e che dia più possibilità ai giovani e chi ne ha le capacità. Non la vedo molto differente da come è adesso. Beh, 10 anni sono tanti, comunque credo che il nostro territorio non possa cambiare più di tanto perché spesso le persone che restano qui apprezzano molto la tranquillità magari di questo posto, hanno voglia di rimanere legate ai propri legami affettivi, quindi chi ha voglia davvero di fare delle esperienze forti o nuove spesso se ne va. Allora, penso che San Donà possa scegliere due strade nei prossimi 10 anni in cui muoversi, o rinnovarsi, cambiare culturalmente, non pensare tanto all'immagine ma invece alla sostanza di quello che viene proposto, oppure continuare a essere quello che è e diventare una città sostanzialmente poco interessante per noi. Dove ti vedi fra 10 anni? Chi lo sa? Mi piacerebbe magari non trovarmi qui, trovarmi in montagna, avere un lavoro lassù. Tra 10 anni mi vedo altrove, spero sempre in Italia e non all'estero, magari nella capitale, però sarò sempre felice di tornare a San Donà per vedere cosa ne è stato della mia città. Beh, tra 10 anni magari anche a San Donà. Il dubbio è tra qui a 10 anni, lì ho qualche perplessità. Sinceramente San Donà è una bellissima città, però io non amo particolarmente questo clima molto umido, quindi mi vedo in un luogo se non altro un po' più secco. Io posso esprimere un desiderio che è quello di rimanere qui perché ho le motivazioni per farlo e perché qui trovo le risposte a tutte le mie esigenze. Non necessariamente all'estero, quando si dice ho voglia di cambiare, ho voglia di andare via. Cerco di vedermi bene, speranzoso. Me ne sono già andata e sono ritornata. Tanti giovani tendono ad andarsene perché non hanno spunti da cui prendere qui, non hanno niente. Fra 10 anni mi piacerebbe andare all'estero, sono un amante della Germania
Io spero di rimanere qui e cercherò di rimanere qui in tutti i modi perché voglio investire nel mio futuro e voglio investire nel futuro di questa città, perché penso che San Donà ci ha dato molto ed è giusto che noi restituiamo quello che ci ha dato. Io personalmente mi vedo all'estero in un paese in crescita comunque economica e in via di sviluppo, perché l'Italia in questo periodo comunque di crisi si sente parlare, non sembra offrire a noi giovani possibilità dal punto di vista sia lavorativo che comunque economico e con una prospettiva comunque sicura. Anch'io fra 10 anni penso di non essere più qua a San Donà o comunque qua in Italia, anche perché per la passione che ho, che è quella della fotografia, penso che ci sia più lavoro all'estero che in Italia e quindi appunto cercherò il prima possibile di andare via dall'Italia e trovare lavoro all'estero. Con il cuore mi vedo qui e invece con la testa mi vedo da un'altra parte. Non escludo del tutto di essere ancora qua, però nel frattempo vorrei farmi almeno un po' di esperienze fuori da San Donà, sicuramente. Probabilmente mi piacerebbe vivere delle realtà, delle esperienze umanitarie nel sud del mondo a contatto con delle comunità povere. Allora, credo che questo dipenderà tanto dai miei studi e dal lavoro, spero, che troverò. E sicuramente comunque adesso per ora San Donà non è una città che mi ispira alla volontà di voler rimanere, ma penso e spero che in 10 anni si possa cambiare. Forse la novità non va cercata in altre città, ma forse va cercata dentro noi stessi, chi lo sa.